Sul film, che dire, cioè questo film rifletteva sulla separazione, come dire, sul conflitto che può generare diciamo un contesto di illegalità diffuso, che in un certo senso mette appunto una persona che prova a uscire da una condizione, si trova a ricadere sempre nello stesso meccanismo. Quindi fondamentalmente l'idea era quella di raccontare questo loop nel quale un contesto illegale, dove il sottile limite tra la legalità e l'illegalità è sempre minimo, condizioni proprio le scelte delle persone, le metta in conflitto. Ecco, questo è il discorso. Noi non volevamo prendere una posizione precisa, volevamo semplicemente raccontare appunto il malessere di questa persona che si ritrova in questo contesto, che conosce bene perché c'è nata e nel quale si trova a ricadere continuamente, ecco, perché in un certo senso anche il contesto di incomprensione, di complicatezza della macchina, no? Del sistema, che anche lui soffre di questa condizione, no? Anche il mondo della legalità soffre, no? Del contesto in cui vive. Quindi l'idea era quella di raccontare semplicemente questa condizione, questa separazione, e raccontare come questa mentalità diciamo, appartiene a tutta la città, non è relegata ai quartieri, ma è una cosa che è totalmente trasversale, nella quale tutti poi alla fine in qualche modo sono coinvolti. Ecco, questa era l'idea. Penso che ci siamo riusciti.